tutti e ben agattados. Oggi è una puntata nuova di Historias. Può entrare in un conto che per noi di importo umano, la questione della lingua sarda in sas istituzioni, soprattutto in sa politica. E per ne ragionare, amor muttido Enrica Fois considera la municipalità di Pirri, che da quando è entrata in politica ha mandato avanti una battaglia proprio per fare la maniera che si usarlo intri in dosiato della amministrazione. Grazie Enrica per essere con noi. Salute Giovanni, Sandus, tutto bene? Tutto bene, grazie a Beru per aver accettato questo compito e cerchiamo di fare una ragionata sopra questo argomento che è di importo umano per noi. Ma Enrica, innanzi di entrare in contos che abbiamo ornato, che abbiamo spiegato un vago di conoscimento su, chi è Enrica Fois, per nascere questa stata pesata, e ti riballo fare un vago, presentati. Ensando, se io nasce in Castello, poi in Pirri, in domo non si nasce da Prusu, quando se io nasce a Deu, se io nasce in sa clinica di Sant'Anna, sa fabbrica di Sant'Anna. Però se io pesata in Pirri, potevo suonare Pirresa Doc. E fissa babbo tuo e mamma tua su Pirresus? Pirresus de sempre, de generazioni e de arereu. E t'ha fatto un vago, contanos sui studi che hai fatto e te vaghe in sa vita. Sono operatora sociale, ho studiato a Manna come educatora, poi sono diventata mamma da giovane. Teniamo 6 anni e dunque dopo ho potuto fare un lavoro di autodeterminazione personale. Dunque ho studiato come educatori e come operatora dei servizi sociali, ho potuto lavorare in SAIAS e poi devago lavoro in domo aiutando le persone che in ultimo tretto della vita in soru. Un triballo delicato, di importo. E te biese due in sa famiglia che sono un vago sinnata dalla sofferenza. E te in questa famiglia, e te ti dà questo triballo? Mi dona meda, poi deu tengo un modo di essere scambasa e sbrazzo in sorus. Ed essere come ti torrai una cosa a sa vita. Dunque non è un peso per me. Molta gente mi narra ma come ti vai a fare questo lavoro? Non sciu che Dio è fortunata a poter meda della vita, poter sa gana di mi riscattare e poi di poter ai altri su questa fortuna che ha potuto. Entrando in conto di politica e di passione politica, tu sei considerato questa municipalità di Pirri. Come ti è nascita questa passione per la politica? Qual è il percorso che hai fatto tu e quale esperienza hai? Qual è questa famiglia politica tua? Posso dire che questa politica mi ha riscioperato, proprio poi la vita mia è cominciata a chizi, le difficoltà, sono diventata appunto mamma di 10 giovani e figlia mia oggi tiene 25 anni e iniziando a pubblico tutte le ingiustizie, a pubblico una politica che non ha aiutato a battere le difficoltà, anzi ne creata e dunque a pubblico che non è uguale per tutta questa vita, da provare anzi che ci vuole di meta lavoro per riscattare e poi arrivare non ha un'autodeterminazione, a scegliere, decidi e meglio per lui. Dunque ma come ti posso cambiare le cose? Da posso cambiare facendo politica, cercando di abbattere questi ostacoli in maniera che nessuno debba più passare quello che ha passato Dio. Oggi siamo in compagnia di Enrica Fois, consigliera indipendentista del Consiglio della Municipalità di Pirri e lei è la promotrice di una mozione che propone appunto la redazione in lingua sarda di tutti gli atti del parlamentino pirrese. Ite sa relata intra sa politica e sa lingua sarda. Tu sei mandando avanti una battaglia che è sclara a far entrare sa lingua in sa istituzioni. Se vuoi testi importanti, è di importo questo progetto.
ed in portu potta questo è un arrogheddu di autodeterminazione, come in narrare all'Illiu che ne storia e che ne limba non batte autodeterminazione. Dunque, chi Deu non sciu ita seu, ita puvatu, isa regini miasa, non posso andare in avanti concretamente, non posso uscire ita mellu con me, ma ti va tu grei che sta storia mia o sta limba mia non via da importu, anzi sì, via da de gaggiusu, si può rinnare di aici, ma non è vero questa cosa, Deu creu meda in su bilinguismo, figlia mia è bilingue, o è laureata in lingue, e ha sempre più che su più, non dura un Deu. Durante i studi che si pontivatu a pizze su bilinguismo, ma non scetti sardo italiano, galiziano, altre lingue, su più che cresce di pesau bilingue e si prusa visto. Dunque, poi mi domando, teneus un tesoro che è a portata de mano e nosus non dumperaus. Mi pare una cosa macca. Sa Sardegna e i sardus teniti di aderus sagrai depiti scetti a gattai sa serradura. Tu sei stata pesata in domo tua in lingua sarda, come ti hai imparato a tenere coscienza dell'importanza della lingua? L'hai imparata in tre domo o fuori domo? Dopo imparare in tre domu, però sa lingua che devo portare innanzi da se un parente moi de manna, poiché su sardo è una lingua normale e questo che mi va di feli, non è sa lingua scetti dei affetti che si distorano in domu, sa lingua della poesia. Questo che devo portare innanzi impari a medas che puntivano su proprio cammino è questa lingua con dignità. Devo in istituzioni non bio poiché non posso questionare su sardo, tu posso questionare in bottega pure, ma non bio poiché questo intervento mio tenere bisogno di una mozione che tu certifichi. Poi fai questo intervento in consiglio in sardo, è una cosa de Marcus secondo me, invece oggi si usa ancora di aici, dunque Su dritto del fare è lungo. È lungo meda ancora, poi Deu, ogni volta che mi seu deppia scontrare con questo mondo, sa delusione prusmanna e fuori all'igi scommentus, azuta desarticolo su antiminaranta, ma non avevano niente di più grave da pirri da risolvere che fai una cosa possa lingua sarda, e questa è una delusione. Poi su sardo è un valore aggiunto che noi possiamo imparare. In queste esperienze che hai fatto, finché sei come, quanto di sensibilità dei babbistato, i suoi colleghi tuoi, quanto ti hanno sostenuto in questa idea e quanto invece hanno cercato non ero della combattere, ma non gli importa a me, e ti ha agattato come sensibilità? Dessa parte con cui siamo stati a Ligia, meda sensibilità, depunai che funti stati esprimus quando si dà proposta, a minai certo sa lingua sarda è giusto ad imparare, non vi è nulla da male a fare questa mozione, a da sostenere. Dall'altra parte c'è stato un male strumentali, usannai di aici, non conoscevano bene questa questione, tanti usata, non uso di aici, però in questa parte pure ho agattato, non uso in su centrodestra, qualcuno sensibile, depunai in saberità, che mi sostegno, e tutto questo che ne vengo dopo è stato inaspettato. E questa mozione, te hai scritto, qual è l'idea che ha posto intro di questa proposta? Dimandammo di imparare la lingua sarda in su consiglio, a Singhizzu del suo consiglio e i consiglieri che vogliano e podiano da imparare durante gli interventi in Soru e di poi tradurre i atti amministrativi, infatti la produzione mia è tutto bilingue, dunque faccio questa mozione che è un'altra cosa, mancare dei sociali, da faccio in bilingue sempre.
e poi as impiegaus de porri questionai in sardu con Questa gente che è andata a dimandare quella cosa in sa comune, in sa municipalità. E poi de utilizzare i cartellus, le aziende che lavorano per su comune, de utilizzare sa cartellonistica bilingue. No, questa è un'idea che hai presentato. Tenes altre idee sopra essa lingua sarda che possono essere presentate e progetti che possono andare avanti. Itte serfachine, bitte si strivagliande. Ha presentato altre due mozioni, una per l'impreu della cultura sarda in sa municipalità, con su Covid le aziende, gli operatori del settore culturali, sono stati meda postus a sa prova, e dunque ha domandato che quando si va di una festa, una sagra, qualunque cosa che sia da culturale, su 50% sia da destinato a operatori di cultura sarda. Per donare una mano e diffondere appunto la storia nostra. Un'altra che ha presentato De Vago, che è passata proprio a unanimità, è stata questa dei libri sardus in sa biblioteca. Ogni anno Sarras donarà un contributo a tutti i sbidas, dunque ha domandato a su comune di Casteddu di impreare questo contributo a su mancus a su 50-60% per acquistare libri di cultura e di storia e di lingua sarda. Quando abbiamo cominciato a su comienzo di questa regione Arnaldo che è diventata mamma giovane, fissa tua ite l'hai passato di questa passione per la lingua e la cultura sarda, ite hai cercato di dare? Ho cercato di dire che si importa a essere libera. E dunque chi non conosceva la sua storia e la lingua nostra non poteva essere libera. Dunque isa da fatto, dopo essa verità che da fatto, è la prima con cui questiono di queste tematiche e ci tenere e da difendere da trasportare in antisi, manca in suo studio pure, in sa tesi che sta scrivendo in quest'ambito. Tu hai fatto un'altra cosa, il 28 di aprile, a Sardegna, hai fatto una proposta all'assessoressa cultura di Casteddu, Paola Pirodi, di dedicare una piazza di Pirri proprio a questa di 1794. E ti risposta ad andato? La risposta è stata positiva, dopo la verità di quando sono andata, mi hanno che di Bragia, da essere sardista, e dunque dopo faccio una cosa da sardista, da Praga, dopo scritta e dopo appunto che Pirri è una parte importante della comunità di Casteddu e donai i suoi nomi di aici di importo umano a una piazza di Pirri e ad essere un ricongiungimento e ad essere ordinari Pirri fai parte di Cagliari se di importo umano ponoso. Poi ti darebbe proprio questa idea di una piazza può aumentare su 1794 su 28 di aprile questa è la Sardegna che tu è a stento in maniera di fare una regionata sopra questa cosa o tenere fino all'idea di fare in maniera che in Pirri beppano altre piazze o altre carrelle intitolate a altri personaggi della terra nostra. E te idea stene? Tengo questa idea ad essere bello a donare me da nomi della storia nostra, porta uno legge di un nome e nada mi documento e t'ha fatto questo e t'ha successo a Pirri tenemos una riunione indipendentista
via Salvatore Cadeddu, teneus meda arrugas con questi nomi. Dunque, su 28 di aprile ha pure scioperato un luogo che è l'anfiteatro dell'ex vetreria, perché è un luogo di cultura, dove passano a mezza giovani, e dunque, secondo me, via da un importo umano a dove biri a Isuzu, e quando passano a binti questa ruga, ma è sul serio, di anni sei su begno, e dunque è stata questa proposta. Ancora oggi non ha potuto una risposta ufficiale. Si spera della venne in Ziru e Vaco Tempus, in quest'anno. Tornando alla vita tua, a cosa è l'esperienza tua, tu hai ammornato già una vita dei 20 anni, a so giovane, non interessa stare in Basarda secondo te, in questa esperienza che teni tu? Se obbedienti che c'è una medaglia con due facce. Una fonti giovane che non gli interessa, ma non sa politica linguistica, non gli interessa la nuda, nemmeno a difendere i diritti in sorus, e questa è una cosa meda triste. E dall'altra parte teniamo giovani sardus veramente preparati, che studiano questa lingua, da impreanta, tengono progetti per questa lingua sarda, giornalisti, ma in internet, hardware, volenti su sardu come una lingua normale, de imparare ogni diri in cosa de ogni diri, questo spicciocco su fonti dei gabali. Ha mornato un'altra cosa, che in queste istituzioni tocca usare la lingua sarda. Secondo te, ite può fare la municipalità di Pirri, la comune di Castello e finza la regione, che finza a come non si è fatta? Ma qualche cosa che si può fare in pruso, può attuare, può fare in gran maniera che questa lingua, che questa cultura sia sempre più intro sul pensamento della gente. Come intinarausu sempre, la lingua deve entrare in scuola, però per fare che questo avvenga, bisogna di donare canvas a questa lingua, come deve entrare in scuola, con una delibera, e va bene, deve fare su dizionario, deve porre dinai, deve fare infrastrutture a questo sardo. Non è scelti a fare delibera in sardo, perché chi da legge sa delibera in sardo? Funti attus amministrativos ed è importo, però non basta. Dunque, su sardo deve essere in istituzioni, in sa vita de ogni diri, deve pretendi competenze, perché è bello adonare su dinai di aici, però leggevo su cose che, mamma mia, tarrori, e adesso in meglio su a non biri. Deu ha scritto una lettera su Cagliari Calcio, dopo domandavo di impreare su sardo in ogni campagna, poi su sardo, accanto a dei tifosi, è mega importante, cioè arriva in logos, quando le istituzioni non arrivano, e dunque è importante tutto, ma con progetti chiari e importanti, con conca e spendi dinai, come ti pare su Veneto e fanti altre regioni. Grazie a tutti, buongiorno, sono felice di essere qua, io sono Enrica Fois, consigliera della Municipalità di Pirri e presidente della Commissione Politiche e Sociali, ma soprattutto sono qua in rappresentanza della cittadinanza attiva, perché faccio parte di un comitato che si chiama Bambini che piantano alberi. Tutti insieme, appunto come cittadinanza di Pirri, abbiamo deciso di individuare 3 siti e di ripulirli dai rifiuti e di abbellire la casa di tutti. Tornando a Pirri, tu sei dentro la municipalità, quali sono i problemi più urmani che servono come politico, come amministratore, come femmina che manizza l'amministrazione? Tu finzi su tribaglio che fa, che c'è tanta gente che tiene difficoltà in mela.
I teiese, quando fa attività di politica, quali sono i problemi della città? Pirri è un territorio meda manno, con meda abitanti, più di 30.000, e dunque la municipalità tiene bisogno di uno spazio di manovra più manno, poi sul rapporto tra istituzioni, su Comune di Castello e la municipalità, è di tipo consultivo. Volinai che non si proponeus, ma non è nau che tu vezzanta, e questa cosa non andrà più bene. I poteri non dipintessero scetti di bruso, ma volenti attuausu, poi non su come ti scesi, tutto in Pirri teniamo il rischio idrogeologico, e dunque è da anni che si sta cercando di intervenire, ma ancora i cittadini non hanno questa soluzione, e quando broidi ti beni di sansia in Pirri, manca esienta due gocce. E dunque bieus che sus tempus dessa burocrazia non andano di pari passo con i tempus dessa vita di ogni diri. E dunque ci vuole di mescamente una soluzione. Poi depeus interveni in altre maniere, che non è andato bene fin a noi. Tocca di pensare in un'altra cosa. Su di noi è stato posto, le opere sono state fatte, quasi totus, ma c'è più della prima alluvione che è successa nel 2008, oggi si usa nel 2021. 3 anni. Non anda bene di aici. Passano altri problemi, come detto la Sardegna, l'Italia è un mondo intero. Questo male su Covid, questa peste in mano su Covid ha posto fondato su tutto il mondo, metà gente ha perduto il triballo, chi è morto, chi è stato in ospedale. In Pirri, tanta gente che forse si manco, non lo pensiamo, non resiste più ad andare avanti, quanto resiste da fare questa municipalità può azzuare la gente, tu e te cerbilinde. Su Covid ha portato a salute povertà strutturali, ha fatto bene a questa municipalità di gente che ha sempre lavorato e non ha mai cercato nulla a Nemosu. Sul problema è mano. Secondo me ci deve essere bisogno di un potenziamento dei servizi sociali, ma non scetti condinai, proprio cambiare in maniera di vai. Poi è subito che la gente che è entrata in servizi sociali non è mai bessia, dunque c'è alcun problema. Che tu mi scetti a papai, anda bene, intervenendo in su primo bisogno che te tengo, ma poi mi devi donare altro, mi devi fare biri, che è su cammino, in cui devo passare, poi non posso atturare sempre a intro, poi non è pensabile che tutti sono entrati e nessuno sono besidi. Dunque bisogna pensare a fondo per fare imprenditoria, per fare studiare, per fare preparare la gente di aderus a vivere liberamente e tornare in unisi. Questa è autodeterminazione. In occasione delle festività natalizie, la municipalità di Pirri promuove una raccolta di beni alimentari per aiutare chi più ha bisogno. Noi abbiamo portato avanti questa iniziativa che abbiamo ereditato dalle amministrazioni precedenti e che ha come obiettivo quello di prevenire il disagio sociale e far sì che anche a Natale in tavola tutti possano avere del cibo, perché purtroppo per via anche del Covid il disagio sociale è aumentato e anche famiglie che non erano esposte a fragilità economica oggi si trovano in difficoltà. Raccogliamo viveri di prima necessità come pelati, pasta, zucchero, tutto quanto verrà
ridistribuito alle associazioni del territorio proprio, che in questo momento svolgono un'azione cuscinetto, arrivano dove le amministrazioni non possono arrivare, perché appunto, come abbiamo detto, col Covid il disagio è notevolmente aumentato, sono numeri allarmanti. Molte associazioni sono passate dalle 40 famiglie che assistevano purtroppo alle 500 famiglie. Quali sono le persone, una categoria di persone che hanno inteso di più sul corpo del Covid, se femmina, se giovane, se bezzo, chi è che ha più bisogno come? E te pensi che tocca di intervenire soprattutto in famiglie, con sorbezzo, e tarbido? A pubiuca sas feminas, os giovanos, funti stetius tartassaude su Covid. Funtis primus che antiverdiu su traballu durante as statisticas, ma is feminas non si funti agattadas a traballai, a depi scioverai tra traballai e accudi is fillus piticus. Dunque su welfare andrà riformato totalmente, non è pensabile che su traballo de cura sia da affidare completamente ai feminas, non andrà bene di aici. A pubblico che sbeccius antis un frio de solitudine, medas non hanno dentro possibilità di biri familiari, ma medas ancora, cioè c'è stata questa cosa che non hanno potuto fare visitas e dunque si può agattare in domo, trascurare. Sta di emergendo un'altra cosa su disagio giovanile, poi chi impari su divario educativo e questa cosa non andrà bene, porta chi non ha potuto seguire i figli. Questi figli non hanno fatto i compiti, non hanno studiato. Ci sono perdite. E questo è l'abbandono scolastico poi, non ci andai più a scuola, già tenivano un sentito di frustrazioni. E poi funti verdi su questo, e questo tiene a che fare con il bilinguismo, già è una faccia di questa medaglia. Tutti questi progetti che ha cercato di mandare avanti in questo tempo, quando si entra nella municipalità, abbiamo già questionato, su tempo presente, il subvenitore. Te ti ha che fare, te sono questi progetti che possono più di importo e che querete mandare avanti in sormese benidore se andiamo a fine anno e poi l'anno che viene. Mi ha piaciuto cercare di abbattere questi ostacoli per questa popolazione, poi in istituzioni ci ne punti medas, interventi in bisogni di questa popolazione, possono su divario, su sa difficoltà di accedere ai servizi, non tenevo su servizi, ma sapete lui che commenta arrivare? Non sconosci nemmeno, tenevo un reddito che si chiama reddito di libertà, poi femmine vittime di violenza domestica, ma non usciti nessuno, tengono difficoltà a contattare su servizio e tutto, e questa cosa non andrà bene. Noi, come enti politici, dobbiamo donare indirizzo che agevoli la vita delle persone. Gai, è proprio gai, cercare di fare in maniera che su tretto entra la politica e la gente sia più corso possibile. Enrica, se rende questa regionata, tu hai un bisogno di denese. Ma riposare, e come tu dopo vai non fai più mozioni, per esempio, poi sa dire che non devo fare più mozioni, poi che bisogna questionare la lingua sarda in istituzioni, poi che si usa il ribauso, e un macchimini pensai che devo scrivere una lei, una mozione, può affermare il diritto mio di questionare il sardo in istituzioni.
Enrica, devo dire grazie veramente per questa passione che ha sposto in questa regionata e speriamo di diare d'ora con noi per questionare una lingua sarda che è intre le istituzioni, che è intre le entità sazzente, che è intre il patrimonio di tutti i sardi e la sarda. Grazie a Giovanni e a Sibiri Chizzo. Speriamo.